presento la concorrente numero 19, si chiama Valentina Gambone. Eccola qui, Valentina Gambone, concorrente numero 19. Fa anche rima. La giuria ha votato anche per Valentina Gambone, concorrente numero 19. Arriva sulla passerella la numero 20, lei si chiama Michela Carbone, categoria mascotte. Michela Carbone, concorrente numero 20, categoria mascotte, concorso parallelo a Miss Italia per le ragazze che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Buonasera Miss. Buonasera. La giuria ha votato anche per Michela Carbone. Proseguiamo, la numero 21 si chiama Anna Campolattano. Eccola qui. La numero 21, Anna Campolattano. La giuria ha votato anche per questa concorrente, allora vi presento adesso la numero 22, lei si chiama Rena Zimbardo. La giuria può votare anche per questa concorrente. Rena Zimbardo, la numero 22. Proseguiamo. Arriva sulla passerella, qui a Siculiana, la numero 23, Rosaria Ciresi. Concorrente numero 23, Rosaria Ciresi. La giuria ha votato anche per Rosaria Ciresi. Proseguiamo. La concorrente numero 24 si chiama Roberta Bosco. Roberta Bosco, concorrente numero 24, la giuria può votare anche per questa aspirante Miss Italia. E noi continuiamo, arriva la numero 25, Maria Lamattina. Concorrente numero 25 si sottopone al verdetto della giuria. Ultima concorrente in gara, la numero 26, Laura Maone. Verso la giuria. Laura Maone, concorrente numero 26.
Adesso vi presento colei che ha vinto a Gela il titolo di Miss Mascotte, si chiama Kimberly Sansone. Un applauso per questa concorrente che ha vinto a Gela il titolo di Miss Mascotte. Complimenti a Kimberly Sansone. Per te la passerella. Miss Mascotte Gela. Ancora complimenti a questa bellissima fanciulla. È già in finale regionale perché ha vinto il primo posto Miss Minuna Club Nautico di Gela. Accogliamola con un grande applauso Giorgia Apruti. Lei è già in finale regionale, ha vinto a Gela. Complimenti Giorgia. Prego. Giorgia Apruti ha sbancato il Club Nautico di Gela, primo posto per lei lunedì scorso, e adesso si giocherà un posto per la finale nazionale a Montecatini Terme. Complimenti a Giorgia Apruti, va insieme alle Miss. E allora, cari giurati, tutto fatto? I giochi sono stati fatti? Tutto a posto? Volete rivedere le Miss una per una? Non c'è bisogno, facciamo una passerella finale. Nel frattempo il presidente e il segretario vanno dietro le quinte in una camera blindata per la conta dei voti e tra circa 10 minuti eleggeremo la più bella di Siculiana. E allora, pubblico, con il vostro applauso, le aspiranti Miss Italia qui a Siculiana. Passerella! E che vinca la più bella, care Miss. Prego. Fatemi sentire con l'applauso, incoraggiamo le nostre concorrenti. Molte di loro sono per la prima volta sulla passerella, non è facile. Sfidare anche la giuria. Porta sul letto fuoco, il voto daglielo dietro a lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Far l'amore comincia tu. Far l'amore comincia tu. Far l'amore, far l'amore, far l'amore, far l'amore comincia tu. Salutiamo le nostre Miss con un applauso importante. Dai pubblico, fatemi sentire, abbiamo anche le telecamere questa sera, dunque facciamoci sentire.